Autonomia, giallo sull'annunciato vertice Palazzo Chigi, Zaia incalza perché si trovi a breve un'intesa, ora chiudiamoci in conclave, salta l'audizione del ministro Tria per il grillino Berti, la scuola va regionalizzata. Grandi navi, nel giorno dell'incontro a Roma il sindaco Brugnaro annuncia di voler consegnare al governo un report dettagliato sulle criticità di Venezia, ora metto tutto sul piatto, dice. L'aumento dei canoni delle case popolari a Padova, assalto agli sportelli del comune, dalla regione l'assessore Lanzarin assicura tuteleremo anziani e indigenti. Si risveglia dal coma e racconta come è stata uccisa l'amica Paolo Zorgi, oggi è il testimone chiave dell'omicidio di Monte Gannella quando Marianna Sandonà venne accoltellata a morte dall'ex compagno. Giornata nera sulle montagne bellunesi, 69enne trevigiana e ciclista austriaco muoiono in tragiche cadute, gravissimo un ventenne coinvolto in uno scontro con un tir. Contro le stragi, il comune di Jesolo vieta il consumo di alcol tutti i sabato sera da qui a settembre, dalle 8 alle 6 del mattino, spiaggia compresa, pena una multa da 200 euro. Domani sciopero generale dei trasporti, malgrado la richiesta del rinvio del ministro Toninelli, fermi treni, bus, vaporetti e tram e venerdì sarà la volta degli aerei. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, ancora l'autonomia in primo piano, chiudiamoci in conclave, questo è l'appello al premier del governatore del Veneto Zaia per trovare una soluzione sull'autonomia, oggi dunque niente vertice, intanto il grillino Berti dice la scuola va regionalizzata, sentiamo. E io sono assolutamente convinto che se non sarà una farsa, se sarà autonomia vera la proposta del governo, penso che incontrarci e magari chiuderci a chiave come in un conclave ci aiuterà sicuramente a dopo magari qualche fumata nera ad avere anche la fumata bianca, ad avere finalmente l'autonomia. Se l'autonomia è vera noi ci siamo. Resta il momento degli annunci, ma non quello del Gaudium Magnum. È più il periodo delle fumate nere citate dal governatore, a dire il vero, considerando poi questa giornata in attesa del nulla che manco godò. Sì, perché l'incontro tanto atteso con il nuovo vertice di premier e ministri sull'autonomia aggiornato al pomeriggio di oggi in realtà non c'era. Problemi di agende spifferano fonti di Palazzo Chigi, smentendo tutti i giornali e i TG d'Italia che davano per oggi il nuovo summit. E allora resta il tempo delle missive di fuoco scambiate tra governatori e Presidente del Consiglio, sperando che di lettera in lettera non si faccia Natale. Vanno ascoltati i governatori, dobbiamo ascoltare i governatori che chiedono dialogo, noi dobbiamo essere disponibili al massimo su questo dialogo per creare un'autonomia che rispetti i principi costituzionali, l'unità nazionale. Se qualcuno sta giocando a spaccare il governo o a spaccare l'Italia, questo non lo permetteremo a nessuno. Ascoltare i governatori non significa accontentarli, ormai è chiaro nelle parole di Di Maio. Torna in pista anche Maroni che con Zaia volle il referendum popolare. L'autonomia negata sta tornando a infiammare gli animi dei nordisti delusi, scrive. Ci toccherà tornare in pista? Si domanda, spingendo Salvini a non accettare accordi al ribasso. Se persino i grillini veneti poi, per voce del leader Berti, ritengono che l'istruzione debba essere regionalizzata. La scuola, per esempio, di cui tanto si parla, secondo lei ci deve essere o no? A mio parere è giusto che ci sia, ma se io sia nelle 23 se io fossi a quel tavolo non mi prenderei mai la responsabilità di mandare all'aria un progetto enorme, che è un progetto in fieri, solo per quel punto lì. La nostra proposta di autonomia è una proposta seria, rispettosa delle leggi, della Costituzione, ma anche non vuole essere uno spacca Italia, una secessione dei ricchi come qualcuno vuole sostenere, tantomeno creare un paese di serie A e di serie B. Non vuole mettere in difficoltà i cittadini del Sud, lo abbiamo dimostrato con i dati alla mano, lo vogliamo dimostrare in qualsiasi occasione nella quale ci venga richiesta ovviamente documentazione di questo. Dall'altro ci aspettiamo dal governo che finalmente si decida di presentare il Presidente del Consiglio assieme al Consiglio dei Ministri la proposta di intesa, quindi l'idea che ha il governo di autonomia da confrontare con la nostra. Certo che se il conclave vede protagonisti solo cardinali massimo ottantenni, si spera che per i leader non finisca così. Premio simpatia al sindacalista Talmi che ha sfruttato un'app molto in voga. Dopo la notizia dell'annullamento del vertice sull'autonomia previsto oggi a Roma, siamo andati tra i cittadini per sentire i pareri su competenze e soprattutto sui risultati possibili. Sentite cosa ci hanno risposto.
Autonomia, Zaia deve tenere... No, sta tranquillo, a se vacca da Mosa è il Veneto. Oh, quando si svegliamo non altri mai, perché comanda io mi domando una cosa solo, se a Sicilia ha autonomia, perché ha bisogno di schei del Veneto? Veneti sempre più irritati sul tema dell'autonomia differenziata, in particolare dopo aver saputo dell'ennesimo tira e molla con l'annullamento del vertice tanto annunciato da Palazzo Chigi. Tutti dalla parte del governatore perché continui il braccio di ferro contro il centralismo e per una migliore gestione delle tasse. Secondo lei Zaia deve tenere duro oppure deve mollare? Deve tenere duro. Deve tenere duro? Deve tenere duro, continuare avanti con la propria idea, quindi niente dei suoi cittadini. No, deve tenere duro e incassarsi anche. Duro, sempre duro. Quindi 23 materie, non una di meno. Va bene. Bene anche il 24, ma non 21 o 20. Va bene anche il 24, se ce la facciamo. Deve vincere assolutamente. Non può mediare. No, deve fare l'autonomia e basta, noi abbiamo bisogno. Sì, ma autonomia con tutte le materie oppure come dice? Come vuole il Veneto, tutte le materie. Che faccia quello che vuole. Ma che te è duro, dai. Poi c'è chi spera nell'autonomia sostenibile. Zaia deve considerare l'Italia intera. E quindi? Ho detto tutto. Quindi niente autonomia? No, deve considerare l'Italia intera. Quello che i veneti proprio non accettano è l'idea che si portino via le risorse al sud. Non abbiamo niente a nessuno. Che sono ignoranti. Che i nostri. Quelli che mica sono gli ignoranti. stimolati. Basta. Dobbiamo andare a passare per anche dopo che andare a scrivere. E ora che in montagna. E ora che 5.000 boscaioli, qua andiamo 200 e non guadagna niente. E brucia tutto. Si brucia tutto. E vive solo le nostre palle che sentaia. Infine c'è chi ha una ricetta a suo dire risolutiva. Zaia solo fa una roba da dire, guarda che il Veneto non può affitarsi, molto è chiuso. Ed ora la questione delle grandi navi. Nel giorno dell'incontro a Roma il sindaco Brugnaro alza il tiro e annuncia di voler consegnare al governo un report dettagliato su tutte le criticità della città. Mentre a Roma si discute per tentare di sciogliere i nodi sulla questione del passaggio delle grandi navi in laguna, il sindaco Brugnaro, che non partecipa al vertice convocato d'urgenza tra il ministro Toninelli, il presidente del Porto Musolino e un gruppo di esperti, attende di essere ricevuto a sua volta. Noi andremo il 31, io e Zaia siamo stati convocati alla Commissione Trasporti per parlare di questo e per cui aspettiamo lì anche per rispetto al Parlamento cosa dirò, ma insomma è abbastanza ovvio perché lo dico dalla campagna elettorale, perché dico sempre la stessa roba. Penso a trovare soluzioni che si possono trovare nel rispetto al lavoro di tutti, perché questo modo di lavorare ovviamente a me non piace. E qua mi fermo con la polemica, punto. Il primo cittadino però ha intenzione di presentare un report dettagliato. Che al governo presenterò un elenco molto dettagliato che poi verrà dato a tutti i cittadini di tutte le cose che mancano nel Comune di Venezia. Dico non ultimo la fognatura di Pellestrina che non è ancora collegata col depuratore, un lavoro che è pronto, fa parte integrante del lavoro del Mose, cominciamo da quello se non sono capaci di fare i cassoni. E poi tutti i soldi che sono stati messi dal governo precedente col patto che abbiamo fatto per Venezia, io e Matteo Renzi, ci sono 70 milioni di euro che servono per finire i marginamenti della città di Marghera, che è fondamentale perché l'acqua, e quelli vanno finiti. C'è una commissione che viene avanti e indietro da un anno e mezzo, commissione che ha i poteri della magistratura. Cioè, che cosa sta facendo? Anche quella commissione, oltre che a sentire tutti. Ci sono 70 milioni e poi altri 158 che devono essere dati per il disinquinamento di Porto Marghera. Quei soldi là li vogliamo, li pretendiamo. E poi c'è il sistema dell'antincendio di una città che tutti dicono essere da salvaguardare per il mondo, facciamo l'impianto antincendio, facciamo le fognature della città. Farò un elenco abbastanza lungo che adesso vi ho soltanto anticipato e lo mando a tutti. Perché mi sono stancato di sentire sempre qualcuno che si sorprende che c'è qualcosa che non funziona. Lo stiamo dicendo da anni, noi le risposte, le problematiche le abbiamo date, per fortuna abbiamo qualcuno in alto, parlo del Presidente della Repubblica, che ancora mi ascolta, ma per il resto veramente poco o niente. Lo farò pubblicamente questa denuncia, lo sto attrezzando, ma che ci siano i progetti, i soldi, tutto preciso, adesso è troppo prematuro, ma a questo punto non basta più le navi e basta. Ed ora continuiamo a parlare delle case atere, del caro affitti, perché monta la protesta degli inquilini. Vediamo la situazione a Padova.
9 assegnatari di case Ater su 10 hanno ricevuto la lettera riguardante le variazioni dei canoni di locazione degli alloggi pubblici e gli uffici del comune sono letteralmente presi d'assedio dall'inizio del mese da inquilini che si trovano con un affitto da pagare che spesso è il doppio di quello che versavano in precedenza. Come ricorderete, la nostra emittente aveva già raccolto le segnalazioni di molti residenti di case Ater che noi, come sempre facciamo in questi casi, abbiamo portato all'attenzione dei vertici provinciali dell'ente. Ora anche Palazzo Moroni si trova ad affrontare questa difficile situazione. Secondo le lettere che sono arrivate spedite da Ater nelle case delle persone assegnatarie di casa popolare, ci sarà un aumento dei canoni per circa l'87% delle persone. Questo è un dato che ci allarma e che deve farci stare molto attenti. Di queste circa il 54% sono persone che hanno più di 70 anni e l'83% hanno più di 60 anni. Questo è un altro dato che va assolutamente considerato. Ecco quali sono le preoccupazioni principali degli inquilini Ater. Sono tante le persone che sono arrivate ai nostri uffici da quando hanno ricevuto la lettera. Le preoccupazioni più grandi sono quelle relative alla difficoltà di pagare, di sostenere un canone che in alcuni casi è anche raddoppiato e la difficoltà anche di persone che secondo il calcolo dei nuovi requisiti si trovano ad avere un ISEE troppo alto per poter mantenere la propria casa. A questo punto l'amministrazione ha deciso di muoversi autonomamente, preparando un fondo specifico. Una situazione preoccupante per gli abitanti di Padova. Più o meno c'è un raddoppio delle case da parte dell'Ater, da parte della Regione, di conseguenza c'è una forte preoccupazione sociale da parte nostra, sia per gli anziani, sono quasi tutti italiani, a parte il 10%, perché non voglio strumentalizzare le solite cose che vengono fatte dall'opposizione, sono quasi tutti italiani, molti anziani, 60-70 anni. Abbiamo stanziato 200.000 euro per nei prossimi 12 mesi per dare una mano a questi. Non sono contenuti a pioggia, valuteremo con buon senso come dare una mano. E sulla questione interviene oggi l'assessore regionale alle politiche sociali Manuela Lanzarin. Sentiamo. Ci sono casi e casi, quindi per questo io dico noi stiamo raccogliendo i singoli casi, perché allora intanto c'è il discorso della banca, la cosiddetta banca OMI, che è il valore insomma che un appartamento ha, anche se è un appartamento di carattere sociale. Sicuramente se parliamo di Venezia sappiamo che insomma il valore è un valore molto importante. Stanno per partire ben 8.000 lettere veneziani che vivono nelle case Ater e ben 5.000 ad altrettanti inquilini veneziani occupanti le case comunali. Nel contenuto si legge come si deve ricalcolare l'ISEE per effetto della nuova legge regionale che in alcuni casi vede un aumento del canone d'affitto fino al 300%. Questo nuovo sistema di calcolo regionale tiene conto di diversi fattori, quali il reddito, la metratura, l'ampiezza, la posizione e i cosiddetti valori OMI, quelli dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare. Registra i valori delle vendite e degli affitti intorno al quartiere di residenza, indicatori che portano ad aumentare i canoni d'affitto, specie nelle grandi città come Venezia, dove c'è un maggiore valore immobiliare e dove di conseguenza, per effetto della citata legge, vengono penalizzati gli stessi residenti occupanti le case popolari. Poi ci sono casi in cui abbiamo visto che ci sono persone anziane sole che hanno metratura importante, quindi più la metratura è importante ed è grande, chiaramente più aumenta l'affitto. In quei casi c'è il possibile ricorso alla mobilità, nel senso di assegnare un appartamentino più piccolo dove chiaramente l'incidenza anche della metratura è inferiore. E quindi anche questa insomma è una di quelle questioni che le Ater stanno cercando di analizzare e stanno cercando anche di offrire eventualmente queste possibilità che allora andrebbero a incidere ad abbassare quello che può essere il canone maggiorato. Sì, per quanto attiene i correttivi, assessore, qual è la tempistica? Ma allora noi stiamo raccogliendo, io penso che nell'arco di un paio di mesi riusciremo effettivamente, perché in alcuni casi dobbiamo andare in modifica normativa, quindi con un passaggio regionale. A Treviso ora con la cronaca, violenta aggressione a due 36enni lungo il Put, spunta un coltello, un veterinario è stato accoltellato alla testa, in azione una baby gang.
Accerchiato da una decina di giovani e accoltellato alla testa, la brutta avventura è toccata a un veterinario veneziano che ha rischiato grosso. La lama è entrata nella parte laterale, fuoriuscendo vicino alla tempia. Solo per un caso il cranio non è rimasto lesionato, ma sono stati necessari dei punti. I due feriti sono due 36enni che stavano tornando alla macchina. L'aggressione per una banalità, una lite per una sigaretta a Treviso, a ridosso del centro, vicino al Ponte de Ferro, nello scorso fine settimana. Il veterinario era accompagnato da un amico, un manager trevigiano che ha avuto gravi lesioni al dito. Ha rischiato di farselo strappare a morsi, tanto che non sono bastate le cure al pronto soccorso. Ha dovuto anche farsi medicare al centro malattie infettive per scongiurare infezioni. E tutto sotto lo sguardo sconvolto delle loro fidanzate. I 10 che li hanno presi a botte sono ancora una volta giovanissimi, che al rifiuto di dar loro una sigaretta hanno scatenato tutta la loro violenza finché non è spuntato anche il coltello. Si risveglia dal coma e racconta come è stata uccisa l'amica. Paolo Zorzi oggi è il testimone chiave sull'omicidio dell'8 giugno scorso, quando a Monte Galdella Marianna Sandonà è stata accoltellata a morte dall'ex compagno. Tutto si è fermato quel giorno, in quell'ultimo disperato inferno di sangue. Paolo Zorzi, 45 anni, ha riaperto gli occhi, chiusi in un coma che ha sospeso la sua vita, fissando il tempo all'8 giugno. Si è risvegliato urlando nella convinzione di essere ancora lì davanti all'assassino che si accaniva sulla sua amica e collega di lavoro. Oggi può ricordare, può raccontare al pubblico ministero. Aveva accompagnato Marianna Sandonà all'ultimo appuntamento col suo ex Luigi Segnini. L'uomo, 38 anni, dopo essere stato lasciato però non si era messo il cuore in pace. Arrivato a Monte Galdella era sceso dall'auto con un coltello dalla lama lunga 10 centimetri, gridando come un pazzo. Quello che oggi è il testimone chiave venne ferito con 2 fendenti che lo avevano lasciato in coma fino a venerdì. Paolo Zorzi oggi sta meglio, ma deve fare i conti con la perdita di Marianna, uccisa dalla furia omicida dell'ex convivente. La vittima aveva stilato su un foglio una lista con gli oggetti da restituire all'ex, che per tutta risposta aveva trafitto col coltello il pezzo di carta per poi scagliarsi contro la donna e il suo amico nel retro del condominio dove lei viveva. Al vaglio degli investigatori anche i cellulari dell'assassino e della vittima, perché c'è la possibilità che Marianna abbia registrato tutto. Segnini, che faceva il camionista, dopo l'aggressione ha tentato il suicidio con lo stesso coltello usato per il delitto. Dimesso dall'ospedale, ora è in carcere a Padova. 2 morti in montagna ed un ferito gravissimo in un incidente stradale. Giornata nera per la cronaca nel Bellunese. La scivolata in una scarpata laterale della strada che sale a Pian de Sera nella zona del Monte Rusiana da Auronzola è stata fatale. Probabilmente la caduta è stata conseguenza degli smottamenti causati dal passaggio della tempesta Vaia. Ha perso la vita così una cercatrice di funghi trevigiana. 69 anni di Povegliano, Natalina Stefani, era partita stamattina alle 7:30 dall'agriturismo Pralongo annunciando il suo rientro alle 10:30. Verso mezzogiorno, non vedendola rientrare, il marito ha allertato i soccorsi, mobilitati i carabinieri forestali e uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza di Auronzola. Il corpo privo di vita della donna è stato ritrovato riverso nelle acque del torrente sottostante la strada di Pian de Sera. La salma è stata ricomposta e portata sulla strada dai soccorritori per poi essere accompagnata alla cella mortuaria di Auronzo. La notizia ha destato profonda commozione a Povegliano e a Camalò, dove la donna e il marito erano molto conosciuti per l'attività commerciale ambulante gestita fino a qualche tempo fa in paese. Alle 10 l'elicottero del SUEM ha recuperato un ciclista austriaco di 53 anni di Villach che, perso il controllo della sua bici lungo il sentiero 601, è finito in un dirupo nella zona del Viel del Pan, in comune di Livinallongo. Il volo di una cinquantina di metri gli è stato fatale. A chiamare i soccorsi i compagni di escursione della vittima, che una volta recuperata è stata trasportata alla camera mortuaria di Alba di Canazei. Dalla montagna alle porte di Belluno, dove stamattina in uno scontro frontale è rimasto gravemente ferito un giovane operaio di 20 anni di origine brasiliana ma residente nel Bellunese, che stava rientrando a casa dopo il turno di notte in fabbrica. L'incidente è accaduto alle 6:30 sulla 50 in località Andreane. Il ventenne è stato trasferito da Belluno
dell'1 all'ospedale di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sotto shock ma illeso l'autotrasportatore, che per evitare lo schianto ha frenato bruscamente, circostanza che ha generato il tamponamento del camion da parte di una vettura che lo precedeva. Il conducente di quest'ultima ha riportato la frattura del polso. Disagi al traffico, congestionato per diverse ore sia in destra che sinistra Piave. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polstrada, che ha operato con i colleghi della Volante, i vigili del fuoco e il personale del SUEM. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco restate con noi. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare dell'incidente di Musile nel quale sono morti 4 ragazzi. Il sindaco ha deciso di dare la cittadinanza onoraria ai 4 kosovari che hanno tentato di salvarli. Cittadinanza onoraria per i 5 kosovari che si sono tuffati nel canale di via Pesarona tentando di salvare i 4 ragazzi rimasti coinvolti nel tragico incidente in cui poi hanno perso la vita lo scorso 14 luglio. I 5 muratori di Campalto, tutti tra i 30 e i 40 anni, padri di famiglia, erano scomparsi nel nulla dopo aver tentato il salvataggio. Erano stati gli unici a tuffarsi nel canale. Non cercavano onori né ringraziamenti, ma il loro tentativo di salvare quelle 4 vite non è passato in sordina e il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, ha fatto in modo di rintracciarli per dar loro un riconoscimento importante. Questo in accordo con gli altri primi cittadini dei comuni coinvolti nella tragedia, Sandona di Piave e Jesolo. La cittadinanza onoraria di Musile è sembrata a tutti la scelta più opportuna, visto che la maggior parte dei ragazzi coinvolti nell'incidente era proprio di Musile e a Musile sono state celebrate le esequie allo stadio, cui hanno preso parte oltre 5.000 persone. Il prossimo Consiglio Comunale sarà il 29 luglio e i 5 kosovari sono già stati invitati formalmente alla seduta. Il sindaco ha riunito la commissione per decidere i prossimi passi e l'iter da seguire. A quasi un anno dall'esplosione dell'autocisterna carica di GPL di una ditta vicentina a Bologna, lo ricorderete, la procura emiliana ha chiuso le indagini. Nel rogo morirono 2 persone, tra di loro anche Andrea Anzolin di Augugliaro, che era appunto l'autista della cisterna. Andiamo ora a Jesolo perché il Comune con un'ordinanza ha deciso di vietare gli alcolici tutti i sabati e domeniche dal 27 luglio al 14 settembre, Ponte di Ferragosto compreso. Non si potranno quindi consumare alcolici nei luoghi pubblici. L'ha deciso il sindaco, che ha firmato un'ordinanza che si muove sulla stessa linea del provvedimento già varato in passato per contrastare l'abuso di alcol tra i giovani. Il divieto varrà dalle 20 alle 6 del giorno successivo in tutto il lido, spiaggia compresa. Quella di domani, mercoledì 24 luglio, si preannuncia come una giornata nera per lo sciopero generale dei trasporti. Confermato dai sindacati lo stop generale di treni, bus, tram, vaporetti per tutta la giornata di domani e del traffico aereo per il 26 di luglio. Lo affermano CGIL, CISL e UIL, spiegando che l'incontro di oggi al Ministero aveva ad oggetto solo il trasporto aereo. Rimangono quindi confermate le agitazioni programmate per domani. Le sigle respingono l'invito del Garante, che aveva chiesto il rinvio degli scioperi per evitare nuovi disagi per i viaggiatori dopo le grandi difficoltà che ci sono state ieri nel trasporto ferroviario. Vi ricordo ora l'appuntamento con 20:10, subito dopo i telegiornali. Questa sera ospiti di Ferdinando Avarino, Federico Caner, assessore regionale al turismo, e Ambra Piccin, architetto Il sogno di Cortina, il tema della puntata di questa sera. Grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano tiene in scacco il nostro territorio e la giornata di mercoledì 24 luglio sarà davvero torrida. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Il tempo si manterrà asciutto e stabile dappertutto e non sono previste piogge particolarmente degne di nota.
Clima rovente, come detto, con valori termici minimi tra 20 e 25 gradi. Per quanto riguarda invece le temperature massime, la colonnina di mercurio arriverà a toccare i 38 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli e Venezia Giulia, dove avremo bel tempo ovunque, con il sole che sarà protagonista su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno, a parte qualche velatura innocua sui monti. Temperature minime tra 22 e 26 gradi, massime piuttosto calde tra 32 e 36 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, con ampio soleggiamento su tutti i settori, tempo stabile per tutta la giornata, non sono attese anche in questo caso precipitazioni. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime molto calde tra 37 e 38 gradi, come vediamo. Bene, dal meteo è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.